I numeri che la nostra prevenzione ci ha fornito sono un RT del 0,95, incidenza 97 su 100.000 abitanti, quindi questo è un numero buono. L'occupazione ospedaliera 15% sia per le terapie intensive, il 15% anche per l'area non critica. Sapete che lì il delta è 40% per l'area non critica e il 30% per le terapie intensive. Numeri, dati, che sono i criteri di valutazione con i quali il Comitato Tecnico Scientifico con il Ministero della Sanità farà il punto sullo stato della pandemia in Veneto, criteri fondamentali nella definizione venerdì della fascia di colore dove si collocherà il Veneto. A preoccupare l'assessora regionale alla sanità Lanzarin quello 0,95 dell'RT. È un dato che ci preoccupa, ci deve far preoccupare, ma al tempo stesso anche quindi porre tutte le dovute attenzioni e ricordare che i nostri comportamenti sono fondamentali. Novità anche in tema di case di riposo e strutture extraospedaliere, le regioni hanno finalmente approntato le linee guida per le visite di parenti. Permettono la possibilità di aprire alle visite dei parenti all'interno di queste strutture quando il familiare o il parente è in possesso del Green Pass e quindi ha una delle 3 condizioni che sono previste: vaccinazione completa, tampone nelle ultime 24 ore o aver già superato appunto la malattia. Oltre a definire anche le regole per i nuovi accessi nelle RSA che prevedono per chi è vaccinato un accesso immediato, per chi ha solo la prima dose uguale accesso ma con periodiche verifiche, infine per chi non è vaccinato l'accesso avviene previa quarantena di 10 giorni. Linee guida che però ora attendono il via libera del Ministero.